Un muro di mattoni, acqua e fango ha ucciso Giuseppe Maschi, 58 anni, sulla rampa del garage di casa in via dei Mille a Lavagno, paese dell'est veronese, nella frazione Palazzina. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato stamattina presto il corpo dello sfortunato, del quale non si avevano più notizie da molte ore, da quando il torrente Mezzane aveva allagato le strade del paese. Maschi in serata era sceso in cantina per recuperare delle assi di legno che voleva usare per tamponare l'arrivo dell'acqua. Sembra che mentre stava risalendo la rampa del garage sia stato travolto dal muro di sostegno della stessa. Ho sentito gridare portate via le macchine e poi ho sentito il tonfo di quando è caduto il muro che è rimasto sotto il signore là. Ho sentito un grande tonfo che ha fatto un boato, Dio buono. Perché un argine rompe, dai, anche perché qualcuno ha la sua responsabilità secondo me. Perché se la manutenzione va fatta come su tutte le cose, le macchine non vogliono che facciamo la revisione tutti gli anni, le facciano anche gli argini. A Lavagno, tra fango e roba da buttare, monta la rabbia. La morte di Giuseppe Maschi, causata da un diluvio, si poteva evitare. Stavolta non si può dare la colpa alle grandi opere non ancora realizzate, come i bacini di laminazione. Qui è stato un piccolo fiume a rompere argini non rinforzati come si deve. L'accusa è del prefetto di Verona, già commissario straordinario per l'alluvione che nel 2010 colpì gravemente anche il veronese. La cosa fondamentale, come in questo caso in cui c'è una rottura di un argine, di un torrente diciamo di dimensioni molto limitate, però è determinato secondo me da una mancanza di attenzione alla manutenzione, al monitoraggio di queste strutture. Il sindaco ammette in parte qualche responsabilità che condivide con il famigerato patto di stabilità. Purtroppo c'è stata un'incuria degli argini data anche probabilmente da motivi finanziari, economici, cioè attualmente purtroppo non stiamo tutti gli enti locali e tutti gli enti in genere non stanno trascorrendo un buon periodo anche per quanto riguarda gli investimenti in questo senso. 50 le abitazioni danneggiate dall'acqua, centinaia i lavagnesi colpiti da acqua e fango. Per ricordare un fatto simile ma meno grave bisogna tornare al 1986. Il comune decreterà il lutto cittadino per la morte del paesano 58enne.